E allora eccoci qua, tornati in studio, terza parte di questa puntata di TV7 Match che, come dicevamo, torniamo a dedicare a Julian Assange. Ermanno, sono arrivate alcune novità in questa lunghissima vicenda giudiziaria che sta sicuramente logorando il giornalista australiano che ormai da 13 anni sostanzialmente combatte, più di 13 anni combatte per la sopravvivenza, per aver compiuto un atto normale di informazione su certe porcherie che la politica a livello mondiale combina. Allora, quello che mi meraviglia è che l'Inghilterra conceda l'estradizione, se la concederà, e non mi interessa se ci siano delle condizioni. Non è cittadino inglese, è cittadino australiano e non ha fatto niente di male. Poi, se gli americani si sono offesi, si tengono la loro offesa e basta. E con noi abbiamo, in questo senso, di Assange ne abbiamo parlato ormai da 4 anni, e in questo senso abbiamo 2 ospiti che sono poi ospiti che li abbiamo già avuti in questo senso e che ci aiuteranno a capire l'ultima mossa che fanno gli Stati Uniti su richiesta naturalmente degli giudici inglesi, e questo è il gioco delle 3 carte. Prego. Certo, io ringrazio e saluto in studio Donatella Mardollo, buonasera. Grazie di avermi invitato. Grazie di essere tornata qua in studio con noi del Comitato Free Assange del Veneto e d'Italia, e saluto in collegamento il professor Stefano Luconi. Buonasera professor Luconi. Buonasera, grazie di avermi invitato un'altra volta. Grazie a lei, docente di storia degli Stati Uniti all'Università di Padova. Ermanno, una lunga vicenda giudiziaria, una persecuzione, possiamo dire sicuramente, nei confronti di Julian Assange che proprio in questi giorni, 5 anni fa, entrava nel carcere di massima sicurezza di Belmarsh a Londra. Ma prima era prigioniero in un'ambasciata, praticamente non poteva uscire, appena è riuscito a venire fuori è stato consegnato alle autorità inglesi che se lo sono curate e l'hanno messo in una cella di massima sicurezza. Pensate, provate a immaginare che gioia vivere dentro questa cella. Per quale motivo? Perché lui ha avuto fonti certe di informazioni, di cose veramente orripilanti che in vari stati, tra cui gli Stati Uniti, hanno combinato a livello mondiale, che naturalmente erano segretate perché sono cose che non si fanno ma non si dicono, e naturalmente oggi sta subendo questo anticipo di pena. Allora si sono opposti i suoi avvocati, si sono opposti i familiari, fino adesso sono riusciti, ma io ho l'impressione che è il gioco delle 3 carte, cioè cerchiamo, più si allunga la detenzione, è più facile che Assange, che ormai ha una salute veramente precaria, ci saluti e ci abbandoni. Io spero di no, però naturalmente la responsabilità è dei giudici in questo momento, che usino la giustizia per fare ingiustizia, o l'applicazione eccessiva della giustizia che crea ingiustizia, come diceva una volta il buon Andreotti. Siamo nel caso proprio perfetto, il caso di Assange. Allora lascerei lo spazio al primo contributo, che è Assange e le non garanzie di Washington. Sono arrivate nell'ultimo giorno utile questa settimana, martedì, le rassicurazioni da parte del governo americano richieste dall'Alta Corte inglese, che deve pronunciarsi sull'estradizione di Julian Assange. I giudici britannici Jeremy Johnson e Victoria Sharp richiedevano agli Stati Uniti di assicurare che una volta estradato Julian Assange avrebbe potuto appellarsi al primo emendamento che protegge la libertà di parola e di espressione, che non sarebbe stato discriminato per la nazionalità australiana e che non sarebbe andato incontro alla pena di morte. La nota diplomatica inviata dall'ambasciata americana a Londra però non ha convinto né i familiari né i legali di Assange. Sul primo emendamento tutto si gioca sull'uso ambiguo delle parole, che lasciano volutamente ampio margine di interpretazione. Nel documento infatti si legge che, se estradato, Assange avrà la possibilità di provare a fare affidamento su un processo che sia sotto la protezione
protezione del primo emendamento, una decisione che può essere presa solo dalla Corte americana. Nessuna certezza dunque e parole che la moglie di Julian Assange, Stella Morris, definisce ambigue e una non rassicurazione. Stella Morris ha ribadito che oltretutto la nota diplomatica non ritira neanche la precedente affermazione dell'accusa secondo cui Julian non potrebbe appellarsi al primo emendamento proprio perché non è cittadino americano, affermazione ribadita in più di un'occasione anche da Mike Pompeo, ex direttore della CIA, strenuo oppositore di Julian Assange e di Wikileaks. Fu proprio lui, qualche anno fa, a definire Wikileaks un servizio di intelligence ostile non statale e a negare che il suo fondatore potesse ricorrere al primo emendamento della Costituzione americana. La nota diplomatica rassicura anche sull'eventualità che Assange possa incorrere nella pena di morte, tuttavia il giornalista ed ex ambasciatore Craig Murray centra il punto e sul proprio sito sostiene che gli Stati Uniti non hanno alcun bisogno di giustiziare Julian Assange perché lo possono incarcerare in una tomba di cemento per la vita, quale terribile monito, peraltro vivente, per qualsiasi giornalista che potrebbe rivelare i loro crimini. Il destino di Julian Assange dunque resta appeso a un filo che si sta assottigliando però sempre di più. Assange, lo ricordiamo, sono ormai più di 13 anni che combatte per vie legali nei tribunali inglesi e da 5 anni vive recluso nel carcere di massima sicurezza di Belmarsh per aver denunciato le malefatte statunitensi, diffondendo i dettagli dei crimini di guerra, rendendo pubblici file ritenuti riservati. Il prossimo appuntamento, a questo punto, è fissato ufficialmente per il 20 maggio, quando la Corte inglese dovrà decidere, forse per l'ultima volta, il da farsi, e cioè se concedere ad Assange la possibilità di un nuovo ricorso contro l'estradizione oppure concederla condannando il giornalista australiano a una vita da carcerato negli Stati Uniti. Professor Stefano Luconi vuole mettere in discussione, vedere quali sono effettivamente le probabilità di Assange di potersi liberare da questo inghippo. Prego. Ma le probabilità e le possibilità direi che siano pochissime. C'è un problema di base rappresentato dalla posizione dell'Alta Corte di Londra, che ha chiesto delle rassicurazioni al governo statunitense, quando il governo statunitense ha formulato delle rassicurazioni estremamente ambigue, estremamente problematiche, senza tener conto che negli Stati Uniti esiste una separazione tra i poteri, per cui l'apparato giudiziario è indipendente dal governo. Altro problema nella posizione dell'Alta Corte di Londra è quella di non essersi voluta esprimere su quelli che sono gli aspetti fondamentali di questa controversia giudiziaria riguardante l'estradizione, ovvero sia le condizioni di salute di Assange, che a Belmarsh, come è noto, non gode di ottima salute e godrebbe ancor meno di buona salute se venisse estradato in un carcere di massima sicurezza negli Stati Uniti, ma soprattutto non prende in considerazione la possibilità che Assange abbia o non abbia un equo processo. E su questo si dovrebbe giocare la questione dell'estradizione. Come è stato ricordato prima anche da lei, c'è stato un accanimento sistematico giudiziario da parte degli Stati Uniti nei confronti di Assange che non promette niente di buono nel caso che venga processato negli Stati Uniti. Su questa questione avrebbe dovuto pronunciarsi l'Alta Corte. Invece l'Alta Corte diciamo che vuole prendere tempo e questo prendere tempo va un po' incontro agli interessi di tutti. Anche degli Stati Uniti, che in un anno di elezioni presidenziali, quali è il 2024, non è che abbiano poi tutto questo interesse a processare e a condannare Assange, perché ricordo che Assange è stato, a torto o a ragione, coinvolto in dinamiche interne al Partito Democratico, che è il partito di Joe Biden, e che c'è un'ala progressista del Partito Democratico che non è per niente favorevole
a un processo e a una condanna di Assange. Quindi questo continuo per prendere tempo fa davvero temere che si voglia risolvere la questione alla radice, cioè lasciare che Assange marcisca in un carcere inglese e che malauguratamente metta fine alla sua esistenza prima ancora di venire estradato negli Stati Uniti. Grazie. Grazie, questo ci lascia allibiti perché parliamo di Stati Uniti come democrazia, dottoressa Mardollo. Allora, che cosa si può fare e soprattutto dobbiamo usare il passaparola, perché questa cosa non solo la televisione ma anche la rete e tutto il resto, perché queste cose non devono essere un esempio negativo della gestione della giustizia. Prego. La questione è perché tante persone potrebbero non conoscere il caso, anzi sicuramente tantissime persone non conoscono il caso di Assange. Questo per noi che lo conosciamo a menadito ci fa specie, ma non è che ci fa specie perché lui ha, come avete detto voi, è stato perseguitato, nel senso proprio di persecuzione, e hanno trovato tutti i sistemi per demolirlo in qualche modo. Ma perché lui semplicemente ha fatto quello che tanti non vogliono fare ultimamente o non riescono a fare, e che anche precedentemente, cioè voglio dire, gli scandali grandissimi, no? Tipo anche Watergate o il Pentagon Papers, cioè ci sono stati tanti scandali, sì, ma in tantissimi anni. Non è che questi combinano, ci sono le guerre, oppure anche scandali che non sono solo degli Stati Uniti, ma non so, per esempio gli sversamenti davanti alla costa della Somalia, che ha messo a catafascio la salute di migliaia, di centinaia di migliaia di persone. Cioè ci sono tanti scandali che vengono nascosti dietro ai segreti di Stato e vengono scoperti appunto dalle menti o dai whistleblower, cioè dalle fonti che hanno una coscienza, ma sono pochi quelli che si sentono di rischiare. Cioè, le fonti che devono mettere in gioco la loro vita, perché se uno si mette anche contro una grossa multinazionale militare o di qualche altro genere, cioè, non sai come vai a finire, perché ti possono far fuori facilmente, sia dal punto di vista legale come hanno fatto con Assange, ma anche in altri modi. I rapimenti extragiudiziali, no, sono stati diversi, sono finiti a Guantanamo. Si parlava di tantissime altre non carceri vere, ma luoghi di detenzione di cui non si sa nulla, sparsi in giro per l'Europa. A un certo punto, come dire, la volontà di giocare sporco di chi è potente, come dire, compra tutti, e stiamo arrivando un po', io vorrei dire un po' agli sgoccioli, perché se Assange è una persona fisica ma è anche un simbolo, è un giornalista, è uno che è andato contro i poteri, contro a tutti i poteri, perché della Cina ha scritto peste e corna, della Russia ha scritto che sono tutti mafiosi, cioè non ha scritto lui. I documenti che lui ha riportato questo dicono, perché diciamo le cose chiare, lui non era un cronista e neanche un opinionista, no? Lui portava i documenti che le fonti gli davano, quindi sono cose certe perché se le sono scritte da soli, quindi sperando che non venissero mai fuori. Ecco, questa questione insomma di tenere i segreti di Stato e di nascondere tutte le malefatte degli interessi
come dire, statali, nazionali, governativi, delle multinazionali, quelli che danno fastidio non vengono fuori se non c'è un sistema di questo genere, e le fonti avranno sempre più paura. E negli ultimi anni questo accanimento contro i giornalisti lo abbiamo visto in Italia, lo vediamo in giro per l'Europa, poi non parliamo dei giornalisti palestinesi che ne sono stati ammazzati a centinaia. Ma anche in Russia, anche in Ucraina. In Ucraina. Sì, appunto, cioè qua spariscono i giornalisti, uno è anche morto dentro le prigioni ucraine, cioè italiano mi pare, che fosse italiano. Quindi dico, questo discorso a cui noi dobbiamo tenere più di tutto, per la nostra democrazia, ma se no come la chiamiamo uno Stato che nasconde i segreti dei propri crimini o anche degli amici, dei crimini degli amici, tutto nascosto? È uno Stato democratico? Cioè, io adesso dico, se noi non abbiamo un giornalismo indipendente, e Assange è stato il più indipendente in assoluto, perché tutti i discorsi, ha pubblicato questo, ha pubblicato quell'altro, lui ha pubblicato, diciamo, la massima parte dei documenti che ha avuto, che non ha guardato in faccia, perché nessuno. L'ultima cosa che voglio dire è questo, visto che il professore ne ha parlato anche oggi. Se Assange avesse ricevuto i documenti sulla Clinton e non li avesse pubblicati, cosa avremmo pensato un domani che avremmo saputo che lui li aveva e non li aveva pubblicati, cioè ci avrebbe nascosto una verità. Non era nella sua etica, non è nella mia, non è nella etica delle persone, come dire, che vogliono la verità. Qua vogliamo la verità e vogliamo le persone, proteggere le persone che la scrivono, la dicono e la professano. Certo, perché è l'unica maniera per dare possibilità alla gente di giudicare, perché poi veniamo chiamati a fare una crocetta da qualche parte, almeno sappiamo chi di questi che noi crocifiggiamo quando andiamo a votare effettivamente vale la pena di ricevere il nostro assenso. Professor Lucconi, a lei una conclusione su questo evento che è veramente tragico, perché sacrificare un personaggio di questo genere e soprattutto il coraggio che ha avuto e prenderlo come esempio, come dire fate come lui e farete la stessa fine, questo veramente è offensivo non solo di Assange ma anche nei nostri confronti. Prego, professore. Sì, il governo degli Stati Uniti, a prescindere dal partito al potere, perché la questione di Assange si trascina dalla presidenza di Obama, ha attraversato quella di Trump ed è arrivata a quella di Biden. Quindi questo accanimento ha accomunato il Partito Democratico e il Partito Repubblicano. È un tentativo di indurci a ripensare al significato e al senso del giornalismo. Fino al caso Assange, la questione centrale del giornalismo onesto era quella di verificare l'attendibilità delle fonti. E se le fonti erano attendibili, era lecito, direi quasi era doveroso, diffonderle e renderle più. Adesso invece si sta cambiando un po' le carte in tavola e si sta cercando di suggerire che la questione non è l'attendibilità delle fonti, ma da che parte sta il giornalista, ovvero sia a chi va il vantaggio delle rivelazioni. E questo snatura completamente il giornalismo, snatura completamente l'indipendenza del giornalismo. Il giornalismo deve diffondere le informazioni a beneficio dell'opinione pubblica, che poi, come accennava lei, va a votare e deve esprimere un voto consapevole. Non si deve porre il problema se quello che viene rivelato ed è attendibile va a vantaggio del tale governo, va a detrimento del tale partito. E invece si vuole creare un giornalismo asservito al potere, con una condanna esemplare di Assange come monito a chi voglia continuare a praticare un giornalismo indipendente.
quando io parlavo prima di accanimento nei confronti di Assange e della mancata valutazione da parte dell'Alta Corte di Londra di questa questione, facevo riferimento a una banalità in termini di procedura legale. Nei 7 anni in cui Assange ha ottenuto asilo politico nell'ambasciata dell'Ecuador di Londra, l'agenzia di sicurezza dell'ambasciata dell'Ecuador, che si chiama UC Global, era un'agenzia spagnola, spiava sistematicamente Assange, i suoi avvocati, coloro che si incontravano con Assange, e passava queste informazioni all'FBI. In questa maniera veniva violato il principio della confidenzialità tra l'imputato e i propri difensori, che dovrebbe stare alla base di qualsiasi equo processo. Quindi, partendo da questo presupposto, concedere l'estradizione di Assange negli Stati Uniti è una questione che non sta né in cielo né in terra, perché l'Alta Corte di Londra non deve stare tanto a interrogarsi sull'indipendenza, sull'onestà, sull'attendibilità del giornalismo. Deve cercare di interrogarsi sul caso di Assange e quali sono i rischi a cui va incontro Assange in evidentissima violazione dei principi dello Stato di diritto. Grazie, grazie, perché noi abbiamo bisogno proprio di questa spiegazione, in quanto spesso parliamo soltanto, diamo delle opinioni, ma basate magari su una cosa istintiva, perché pensiamo che Assange sia come lo è effettivamente, uno che si sacrifica per noi, ma poi anche la giustizia, come viene manipolata la giustizia in questi casi. Dottoressa, anche lei una breve conclusione. Sì, io stavo leggendo ieri, mi pare oggi, un articolo di un giornalista americano, Cozzola si chiama, che riprendeva questo fatto, appunto, che è collegato un po' a quello che diceva il professore, no? Cioè quelli che hanno fatto visita a 2 avvocati americani e 2 giornalisti americani erano andati a visitare Assange al periodo dell'Ecuador, no? E l'anno scorso hanno deciso di denunciare la CIA, cioè di portarlo in giudizio, no? E naturalmente questo lo potevano fare solo quelli americani, cioè perché per esempio la nostra Stefania Maurizi, che non è americana, non poteva. Questi l'hanno citato in 4, 2 giornalisti e due avvocati, e a dicembre il giudice ha respinto a questa richiesta, però non ha negato, cioè ha detto: io respingo le accuse, però riconosco che questi cittadini americani devono avere il diritto di chiedere alla CIA, cioè di poter chiedere al tribunale di proteggere la loro privacy. Quindi la loro privacy, quindi staccando il discorso del caso di Julian. Però il fatto è che giustamente il direttore della CIA, no, Burns, no, ha detto: tanto io intanto metto il segreto, cioè subito ha detto segreto di Stato, non possiamo dire niente, non possiamo né negare né dire né sì né no, e non diciamo niente, è tutto coperto il segreto di Stato. E se non bastasse il segreto di Stato, ci sarebbe anche una norma che si chiama CIA Act, che permette alla CIA di nascondere ciò che riguarda le sue azioni, come dire, se usa i suoi dipendenti, insomma quello che riguarda la CIA. E se non basta quello, useremo anche il National Security Act per eludere del tutto. Quindi il National Security Act può impedire completamente la divulgazione di documenti contenenti fonti e metodi della CIA, quindi persone no, fonti no, metodi no, praticamente è tutto coperto. E
Quindi voi vi rendete conto cosa c'è contro al diritto di conoscere negli Stati Uniti, e non solo negli Stati Uniti, perché adesso ne sentiamo anche qui, e anche avete sentito l'Inghilterra, che dell'articolo 10 della Corte, insomma, di giustizia dei diritti umani se ne fa un baffo, no? E dico, ecco, questa è, cioè loro possono chiamarlo in giudizio adesso, e loro metteranno di fronte tutte queste barriere. Una l'hanno già messa, se non basterà una metteranno l'altra, se non basterà l'altra metteranno quell'altra. Quindi diciamo che, ammesso che vada in giudizio, speriamo di no, comunque la CIA non sarà obbligata a dimostrare se Assange aveva ragione o torto, quindi elimineranno qualsiasi fonte. Ma questo riguardava il discorso di questi che hanno portato in tribunale la CIA perché li aveva spiati, quello che aveva detto lei, no? Ma se la CIA ha queste posizioni anche con questi cittadini americani che sono coinvolti con pubblicazioni, con nient'altro, se non aver parlato come giustamente avete detto e come è lo Stato di diritto, come difensori di Assange, ma persone fisiche americane, avvocati che certo, non possono dire no, tu non mi devi aprire il telefono, no, smontare, spiare, vedere cosa faccio, cioè tutto quello che dico, perché c'è una legge, c'è il quarto emendamento che protegge i cittadini americani. Certo. E questo non vale, perché loro hanno fatto 3 leggi dal 45 in poi che li permette di fare quello che vogliono. Possono fare qualsiasi cattiveria. Posso fare una piccola integrazione? Sì. A livello di precedenti, c'è un caso giudiziario che non ci fa essere molto ottimisti sul futuro di Assange qualora vada sotto processo negli Stati Uniti, ed è il caso di Stephen Kim. Stephen Kim è un ex funzionario del Dipartimento della Difesa che nel 2009 passò informazioni alla Fox News, la rete televisiva, il network televisivo statunitense, in merito ai programmi nucleari della Corea del Nord. Kim, per questa ragione, è stato, siccome l'amministrazione Obama al tempo al potere aveva proprio una ossessione contro le fughe di notizie, è stato processato nel 2014 ed è stato condannato a 13 mesi di carcere. Quello che è interessante di questa condanna è che il giudice ha, come dire, abbassato, ridimensionato l'onere della prova, cioè ha sostenuto che per la condanna di Kim era sufficiente dimostrare che avesse diffuso informazioni confidenziali senza bisogno di dimostrare che queste informazioni avessero danneggiato qualcuno o qualcosa. Nel caso di Assange, originariamente, una delle accuse riguardava il fatto che la diffusione di questi documenti aveva o avrebbe potuto mettere a rischio le persone, i collaboratori del governo degli Stati Uniti che erano citati in questi documenti. Ecco, sulla base di questo precedente, quest'onere della prova non è più necessario per ottenere la condanna di Assange. Bene, purtroppo diciamo che la giustizia è spesso manipolata, però io mi immagino nel momento in cui si aprisse il processo e il giudice chiamasse la CIA piuttosto che altri agenti della FBI, eccetera, per avere un confronto con Assange, questi potrebbero rifiutarsi, di conseguenza Assange è già condannato a priori, perché non possono essere interrogati, non possono giurare di dire la verità, e quindi possono dire qualsiasi bugia o addirittura non presentarsi nemmeno. Ecco, quindi che tipo di giudizio andrebbe incontro a Assange? E questa è appunto la questione
che aggrava ancora di più la posizione del nostro giornalista e dell'informazione che noi abbiamo bisogno. Grazie del vostro intervento. Io spero che i nostri telespettatori agiscono anche loro con il loro telefonino, che girino queste notizie, che prendano, perché ce ne sono in rete, notizie di questo genere, le facciano girare il più possibile, perché è una nostra autodifesa, non è solo difendere Assange, ma è una nostra autodifesa. Grazie del vostro intervento. Grazie a voi per Certo, grazie a Donatella Mardollo e grazie al professor Stefano Luconi per essere stati con noi, e ricordiamo appunto che la battaglia per difendere Julian Assange è una battaglia anche per difendere la libertà di informazione, la libertà per il giornalismo d'inchiesta, che sempre più viene messo sotto pressione, viene taciuto, viene messo nelle condizioni di non poter fare il proprio lavoro. È un rischio enorme a cui stiamo andando incontro con queste normative bavaglio, con come dire, norme che mettono sempre più in difficoltà i giornalisti nello svolgimento del loro lavoro. Per Assange è un caso poi ulteriormente significativo, perché diciamo è sicuramente l'emblema di quello che è il giornalismo d'inchiesta, per tutto quello che ci ha permesso appunto di conoscere grazie al suo lavoro. Grazie ancora allora ai nostri ospiti, Donatella Mardollo e Stefano Luconi, per essere stati con noi. Noi continueremo ovviamente a seguire il caso di Julian Assange. Se ci saranno novità prima del 20 di maggio ovviamente ritorneremo sull'argomento. Certo, grazie. Adesso per i telespettatori a casa andiamo un attimo in pubblicità e poi torniamo con l'ultima parte di questa puntata di TV7 Match. Tra poco.